Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Da Raboiese a Bagnoli della Rosandra è stata breve, ieri all'alba, la fuga del 25enne montenegrino che alla guida di un'autovettura trasportava 6 turchi, di cui 2 nel bagagliaio. Lo straniero, JP, le sue iniziali, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Frontiera di Trieste per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Ora si trova al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'autovettura, risultata noleggiata in Montenegro, è stata posta sotto sequestro penale e affidata in giudiziale custodia a una ditta specializzata del luogo. I migranti turchi, tutti sottoposti allo screening anti-Covid, sono stati indagati per violazione della normativa sull'immigrazione, in quanto privi dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. All'interno dell'autovettura utilizzata dal montenegrino sono stati ritrovati 2 passaporti intestati a 2 connazionali, una donna e un uomo, che da successive verifiche svolte in collaborazione con la locale questura sono stati rintracciati in un albergo di Trieste. Da ulteriori accertamenti è emerso il loro coinvolgimento nel traffico di migranti turchi. Si tratta di una donna di 24 anni, SA, e del compagno di 33 AI, entrambi accusati di favoreggiamento dell'immigrazione. La giovane è stata arrestata e trasferita al Coroneo, mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.